Università al femminile, donne medico che ci invidiano. Sigla. Dopo Maria Montessori è stata una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia, le donne pian piano all'università sono diventate una presenza sempre più costante. Adesso ci invidiano i nostri professori donne in tutto il mondo. Oggi vi presento Patrizia Burra, è una professore di gastroenterologia, dirige l'unità di trapianto multiviscerale dell'Università di Padova e dell'azienda ospedaliera di Padova e, udite udite, è prorettore della nostra università. Patrizia, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Senti Patrizia, è tanti anni che ci conosciamo e tu hai fatto una carriera folgorante dedicata alla ricerca, allo studio e all'applicazione clinica. Sei vissuta un po' di più a Londra che a Padova, eri sempre in giro per il mondo e ogni tanto ti inseguivo e ci si incontrava. Ecco, tu hai vissuto da protagonista l'epoca dei primi trapianti, specialmente i primi trapianti di fegato, e ora segui i trapianti multiviscerali, che non sono solo a Padova, sono in Italia e quindi tu coordini una unità che è molto importante. Il tuo lavoro di medico, di donna, di studiosa è molto impegnativo, però vorrei che tu ti mettessi a nudo e ce ne parlassi. Sì, volentieri. Come hai detto, il mondo dei trapianti è un mondo che è iniziato forse diciamo con un po' di coraggio, se pensiamo a ormai 25-30 anni fa, quando pochi erano i centri in Europa dedicati a questa attività, che era sperimentale allora, quindi quando fai riferimento all'Inghilterra effettivamente era un periodo, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, in cui ancora non vi era il trapianto di fegato qui in Italia, finché Padova aprì il suo centro nel 1990. E da allora abbiamo avuto uno sviluppo notevole a Padova, non soltanto per il trapianto di fegato, ma anche per il trapianto di rene, di pancreas, di cuore, di polmoni, trapianto pediatrico. Quindi Padova è effettivamente un centro, uno dei più importanti in Italia, uno dei più importanti, ecco, direi anche in Europa. Lo dico per i telespettatori, Patrizia Burra è internista, è medico a tutto campo, non è chirurgo, ma lei vive e lavora a stretto contatto con l'unità di trapianto chirurgica. Sì, infatti, io penso che proprio questo legame, questa integrazione con la componente chirurgica, ma non solo, dobbiamo pensare a tutte le specialistiche, al laboratorio, all'anatomopatologo, al nefrologo, all'immunologo, all'integrazione di tutte le competenze ha fatto sì che Padova veramente diventasse uno dei centri di trapianto d'organo di riferimento nel nostro Paese. Ecco, la gente non sa, dice non è il chirurgo che sceglie, è un lavoro di equipe, però dietro questo lavoro di equipe c'è la tua squadra che fa l'inserimento in lista dei trapianti, le priorità, li segue dopo, li prepara bene prima, prepara la famiglia. Ecco, parlaci di tutto questo. Sì, diciamo che la parte internistica per noi che ci definiamo i patologi dei trapianti, quindi ci piace un po' questa definizione, consiste proprio nella collaborazione molto stretta con l'equipe chirurgica, ossia il chirurgo è estremamente impegnato, soprattutto nel momento del trapianto, perché chiaramente è un'operazione importante, quindi il nostro ruolo è un po' quello di preparare il paziente, di selezionare il paziente, di capire qual è il paziente che debba essere inserito in lista d'attesa, seguire il paziente durante la lista d'attesa, perché purtroppo non per tutti poi ci sarà il trapianto. Noi sappiamo che il problema delle donazioni è ancora esistente in Italia e le donazioni non sono come disponibilità sufficienti per poter trapiantare tutti i pazienti che sono in lista, sfortunatamente. Poi una volta trapiantati la maggior parte dei casi hanno un'ottima qualità di vita, un'ottima nuova diciamo vita, anche se qualche complicanza può essere una complicanza chirurgica o complicanza medica può manifestarsi. Quindi ecco, il nostro compito è seguirli sia che stiano bene sia che abbiano qualche complicanza ovviamente, e quindi prevedere la possibilità che i farmaci che devono assumere contro rigetto possano a loro volta causare qualche effetto collaterale e seguirli nel tempo in modo da offrire loro veramente una nuova vita dopo il trapianto.
non hai tempo per te stessa e il tuo hobby è solo la lettura. A me piace leggere libri, certo, quando io mi riservo la parte per me, mi piace avere un libro e poter leggere un libro in pace. Ti chiudi lì, a chiudere questo è quello in che mi casa. piace sicuramente. Devo dire che mi piacciono anche abbastanza i film in televisione, quindi Anche abbastanza bello, banale, bello, sì, però mi piacciono. Patrizia, nella tua attività tu hai portato Padova nel mondo. E, per esempio, sei stata per molti anni la presidente europea del gruppo di trapianto multiviscerale. Ti ringrazio e mi fa molto piacere che tu lo possa ricordare per i telespettatori. Effettivamente ho sempre pensato che ognuno di noi che abbia la possibilità, per formazione, anche per scelta, qualcuno preferisce lavorare di più in ospedale, altri sono scienziati e quindi lavorano di più in laboratorio. A me è sempre piaciuto, per quello che posso fare, per quello che è di mia competenza e pertinenza, anche esportare proprio il know-how del nostro centro di Padova, di tutti i collaboratori. Quindi non ho mai voluto pensare solo a me stessa e in effetti questo ha fatto sì che non solo per me ma per tanti altri colleghi internisti, chirurghi di Padova siamo presenti in società scientifiche sia a livello nazionale che europeo e vorrei dire anche internazionale, ancora confidenziale, però è possibile che a breve possa, è possibile che essere possa, la nuova presidente mondiale, che possa così uscire un po' anche dal territorio europeo. Comunque quello a cui facevi riferimento era una società europea che adesso è gestito da un collega che è francese, quindi è stata Ma tu sei stata anche la prima effettivamente donna ad essere la presidente. e per ora ancora l'unica, perché non vi è stata nessun'altra donna che sia diventata presidente dell'ELITA, quella che era la società europea dei trapianti di fegato e di intestino. E addirittura per doppio mandato. E ho fatto un doppio mandato. Hai una memoria eccezionale, sì. Ecco, senti, nelle ricerche ci sono sempre nuove avventure, per esempio le nuove cure per l'epatite C. Sì, certo. Ciò nonostante abbiamo ancora necessità del trapianto. Anche questo è un argomento estremamente di attualità, sappiamo che vi è questa scoperta straordinaria nell'ambito della terapia dell'epatite C, per noi del trapianto è importantissimo, questo vuol dire trattare i pazienti prima del trapianto in modo da ridurre l'impatto di questo virus che nell'80% dei casi prima ritornava nel nuovo fegato e di trattare anche i pazienti dopo il trapianto. Ci vorranno 10 anni prima però di annullare tutta la coorte di pazienti che comunque hanno raggiunto purtroppo una fase avanzata di malattia del fegato e quindi ancora il trapianto è la terapia di scelta, però indubbiamente è una scoperta incredibile per noi del mondo del trapianto. Un cenno al trapianto di intestino. Il trapianto di intestino è un trapianto estremamente difficile, ormai viene selezionato, viene indicato in casi estremamente, sono pochi perché è complessa l'indicazione, è complessa la gestione del post-trapianto e i risultati purtroppo non sono così soddisfacenti. Devo anche dire che in Italia abbiamo deciso, o meglio sono decisioni anche degli organi regolatori in questo senso, di concentrare questa attività in pochi centri proprio perché è estremamente complicato ed è complicato anche nei bambini, quindi è un trapianto poco noto e devo dire che la terapia alternativa, ossia una nutrizione enterale che dura per sempre, nella maggior parte dei casi ha sostituito in molti centri che seguono, anche centri di gastroenterologia che seguono queste patologie di insufficienza intestinale cronica, optano per un'alternativa terapeutica che non sia il trapianto. E la tua attività didattica? L'attività didattica, tu come ben sai, lavorando all'università, noi abbiamo l'obbligo dell'assistenza, della ricerca e della didattica. Qualche volta è difficile riuscire a far coincidere in maniera adeguata questi tre punti, questi tre aspetti della nostra attività. Però tu lo fai coincidere con i meeting, con i congressi? Certo. Perché insegni a giorni. Gli studenti di medicina sono studenti sempre più esigenti, come è giusto che sia, quindi è giusto dedicare loro il tempo che è necessario. Il sistema della didattica sta migliorando decisamente nella nostra università e quindi noi docenti dobbiamo partecipare chiaramente a questo miglioramento. Loro sono praticamente residenti nel tuo reparto, quindi questi sono gli studenti interni. Ogni docente ha degli studenti che decidono di fare una frequenza e di seguire il gruppo di lavoro, poi possono decidere se fare una tesi ad esempio nel tuo reparto, quindi lo studente di medicina di solito si ferma 2 anni e poi abbiamo la scuola di specializzazione
professionalità. Poi ecco, tutta la vostra scuola è stata fondata dal professor Remo Naccarato, sì. Qui va il nostro saluto perché è un anziano bello vivace, ancora sprintoso. Certo, assolutamente. Sprintoso. Ecco, e ahimè è mancato Roberto Farini, e adesso c'è un'associazione che lo ricorda, ed è mancata tra le pazienti di una volta dei vostri reparti la famosa Marina Minnaia. Ecco, ci parli di queste, sì. di queste due associazioni che esistono. L'associazione Farini è l'associazione che è stata dedicata al professor Farini, come dicevi, e il congresso annuale dedicato a Roberto Farini viene organizzato dal direttore della gastroenterologia, il professor Sturniolo. Quest'anno un congresso molto importante dedicato a tutti i processi di infiammazione, di fibrosi, di carcinogenesi che possono coinvolgere sia il sistema gastrointestinale che anche l'apparato che riguarda in questo caso il fegato, quindi siamo tutti coinvolti, ed è un congresso importantissimo annuale. Appena svolto. Esattamente, che il professor Sturniolo organizza ogni anno, quindi è dedicato proprio, mantiene il nome di Roberto Farini, vi è un'associazione che è l'associazione Roberto Farini. Per quanto riguarda invece Marina, Marina era una ragazza appunto di Padova che studiava al Tito Livio e mancava veramente poco alla fine per potersi diplomare. Purtroppo aveva una malattia abbastanza rara, in quegli anni non si faceva il trapianto in Italia, non si faceva ovviamente a Padova, quindi venne trapiantata una volta, però purtroppo questa malattia ritornò con la difficoltà di comprendere perché in quegli anni, e venne messa in lista per fare un altro trapianto, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, quindi la ricordate? Per cui l'abbiamo ricordata in questo modo, con la famiglia, il professor Minnaia, la signora, la sorella. Abbiamo il professor Naccarato ha raccolto i fondi che all'epoca erano destinati per cercare di portare a fare il trapianto all'estero, e questi fondi hanno permesso di creare la Fondazione Minnaia, che ha ormai superato i suoi 22-23 anni, e quindi tra poco c'è il Gran Premio di sci Minnaia, vero? Sempre, ogni anno facciamo la gara di Cortina. sci a Cortina il 5 marzo, tutti sono invitati, e peraltro abbiamo quest'anno una categoria speciale che è la categoria medici. Abbiamo medici sostenitori che ci accompagnano ogni anno, ed è un momento di condivisione anche non soltanto del concetto dello sport, ma proprio di vivere lo sport legato al concetto di salute. Farà parte delle belle cronache di quest'inverno. Sicuramente. Parlaci del tuo incarico di prorettore. Adesso siete ben la metà dei prorettori sono donne. Tu adesso sei quella che conosco meglio, sei l'alfiere, hai una fama internazionale. E quindi... Sì, questa è un'esperienza nuova. Il nuovo rettore, il professor Rizzuto, che salutiamo. Speriamo ovviamente. Un giorno di averlo anche qui. Assolutamente, sarebbe un piacere per tutti noi. Quindi ha iniziato il suo mandato il 1° di ottobre, ha scelto la sua squadra, ha fatto una scelta ben precisa riguardo a quello che, come hai detto tu, consiste nella presenza importante delle donne, i prorettori... Delle donne docenti poi i prorettori che sono presenti, donne, sono una più brava dell'altra, veramente, giovani e molto brave. Il concetto che ha voluto in questi primi 100 giorni, abbiamo già fatto la presentazione ai giornalisti recentemente, è stato proprio quello anche poi di integrare tra tutti i prorettori le competenze. Abbiamo quindi molti progetti in essere che non fanno parte soltanto di un prorettorato, ma coinvolgono diversi prorettori, dalla ricerca alla didattica, al post lauream o all'edilizia. Quindi in qualche modo facciamo sì che tutto possa convogliare insieme in una direzione unica. Non è sempre semplice, il lavoro è molto, però diciamo che l'inizio sembra essere stato buono. Adesso spetterà chiaramente a chi deve vederci. Qual è l'argomento che tu seguirai come prorettore? Il mio prorettorato si chiama la formazione post lauream, significa seguire il dottorato di ricerca, i corsi master, i corsi di alta perfezionamento, addirittura c'è il prorettore ha un suo delegato, quindi vi è la professoressa De Rossi che segue i corsi di formazione, quindi a livello proprio ministeriale degli insegnanti, quindi anche questo è molto importante, e come dicevo la capacità è proprio quello di integrare con diverse competenze. Abbiamo la scuola di specialità sia di area sanitaria che non sanitaria, quindi in questo collaboriamo con l'osservatorio, sia quello di Ateneo, con la professoressa Dadalte che è il presidente, sia quello nazionale, professor Vettor, quindi questa collaborazione è notevole perché ho avuto la fortuna poi di incontrare persone con cui si lavora molto bene. Il dottorato di ricerca, ad esempio, ha il suo presidente di giunta, la professoressa Zanovello, quindi mi sono trovata veramente a casa con questi colleghi estremamente collaborativi. Senti, la giornata per te è troppo corta?
Diciamo che ad un certo punto però crollo, per cui... Sì. Troppo corta, perché tra una importante unità operativa che è la tua, quella del trapianto multiviscerale, l'attività didattica che è mescolata a questa, l'attività di ricerca, l'attività poi di partecipazione agli impegni anche internazionali, sarà però difficile. Non sono mai da sola, cioè un gruppo funziona proprio per questo motivo, sì. quindi ho dei collaboratori che sono bene. estremamente validi, sono giovani ma sono estremamente validi soprattutto sul piano dell'assistenza. Il tuo aiuto è Giacomo Germani. Sì. Poi c'è Francesco Russo, Marco Senzola, abbiamo di recente entrata nel nostro gruppo appena assunta Martina Gambato, quindi sono persone giovani che hanno veramente desiderio di lavorare e in questo tanta modo energia. Certo, poi fanno sì che io possa trovare il tempo per fare il prorettore. Ma poi hanno un buon esempio da te, no? Speriamo, questo lo dici tu, speriamo. Senti, facciamo vedere la locandina del recente convegno dedicato a Roberto Farini, la regia adesso ce lo metterà in sovraimpressione ed eccolo qui, appena avvenuto, è un convegno importantissimo che ha avuto una larghissima partecipazione. Certo. Ringraziamo anche coloro che un giorno si avvicineranno al sostegno anche culturale ma anche economico della Fondazione Marina Minnaia, perché fa molta cultura e molta promozione della cultura di sostegno specialmente agli ammalati e alle famiglie dei trapiantati. Sì, certo. Dei trapiantati. Io ti ringrazio, ti auguro di portare sempre alta la bandiera della nostra università. Certo, volentieri. E speriamo di averti molto, molto presto qui di nuovo con noi. Ti ringraziamo e ci saluti il professor Rizzuto. Sarà fatto, grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie a te e cari telespettatori, vi ho presentato una donna, un medico, uno di quelli che ci invidiano nel mondo, la nostra università ne è fiera e vi aspetto alla prossima puntata.